Oltre a produrre, acquistare e vendere armi, l'Italia è uno dei principali paesi in cui gli eserciti vengono a testare nuove munizioni e armamenti. La Sardegna, in particolare, ospita gran parte delle basi dove corpi armati della NATO e ditte private sperimentano quanto verrà usato in guerra. E questo, secondo alcuni, con conseguenze devastanti per chi sta vicino alle strutture. Perché ai vostri figli li state lasciando la merda, quella merda che oggi state difendendo. Giacomo Cannelli è andato a vedere cosa rende la Sardegna la regione più militarizzata d'Europa. Lo scorso autunno nei cantieri di Finmeccanica alla Spezia è stato inaugurato il nuovo sottomarino Pietro Venuti, fiore all'occhiello dell'esercito italiano. Secondo il ministro della difesa Pinotti, questo, come altri investimenti militari, sono indispensabili per il paese. Non è che possiamo pensare che la difesa del nostro paese ce lo faccia qualcun altro, né che non abbiamo un pezzo di responsabilità nella difesa del mondo, ce l'abbiamo. E se è così, ci serve avere degli strumenti. Che l'Italia produca armi, mezzi e munizioni è cosa nota, così come il fatto che queste produzioni siano fondamentali per l'economia. Quello che invece non sanno è che il nostro paese è anche il luogo dove questi armamenti vengono testati. La Sardegna in particolare ospita i 3 poligoni di tiro più grandi d'Europa e molti sardi hanno da ridire su questa cosa. Per questo, il 13 settembre, i migliaia si sono dati appuntamento davanti al poligono di Capofrasca, chiedendo la chiusura di tutte le basi dell'isola e la bonifica dei territori. Domani avete le cresime, le avrete sulla coscienza! La gente comincia a spostarsi verso l'entrata della base. Vogliamo calpestare quel territorio, ci appartiene ai sardi! Perché ai vostri figli li state lasciando la merda, quella merda che oggi state difendendo. La cosa assurda è che ci sono bandiere di ogni tipo, c'è la bandiera comunista, c'è la bandiera palestinese, c'è la bandiera dei Mori, ci sono bandiere indipendentiste, insomma c'è di tutto. Francisco De Vias, leader di uno dei partiti indipendentisti sardi, è uno dei promotori della protesta. I nostri territori occupati militarmente dall'Italia vengono affittati alle multinazionali della guerra, vengono affittate anche a vari eserciti NATO e anche non NATO, in cambio di cifre come 50.000 euro a ora. Purtroppo nella nostra terra si addestrano anche gli stessi piloti che hanno fatto delle incredibili stragi in Libia, in Mali e un po' dappertutto nel Nord Africa, in Iraq e così via. Questi poligoni, infatti, vengono usati e noleggiati in buona parte da eserciti stranieri. Ma da quando la Sardegna è diventata il tiro al bersaglio della NATO? Sull'isola si spara dagli anni 50, quando la Sardegna, per la sua scarsa densità abitativa, viene scelta dalla NATO come campo di addestramento. Per i successivi 50 anni, gli eserciti hanno bombardato i golfi, l'entroterra e le aree a mare che circondano l'isola. Dal 1956 vengono installati i poligoni di tiro di Teulada, Quirra e Capofrasca. E ancora le basi militari della Maddalena, Monte Limbara, Monte Arci e Capo San Lorenzo. In 70 anni la Sardegna ha finito per ospitare 13 servitù militari di vario genere, oltre il 60% delle servitù dell'intero paese, e i 3 poligoni di tiro più grossi d'Europa. Oltre ai militari, i poligoni sardi vengono noleggiati da ditte private, che qui testano i loro prodotti, nelle stesse aree frequentate dai turisti d'estate. Siamo andati a visitarne una. Questa qua è la zona del poligono di Teulada. Noi stiamo andando a vedere la spiaggia di Arenas Blancas, che durante l'estate viene aperta al pubblico e poi richiusa a settembre quando iniziano le esercitazioni. Questo qui è l'accesso alla spiaggia, vedete questo è il cartello militare. La spiaggia viene chiusa alle 8:30, però da domani sarà chiusa tutto l'inverno. Possibile che un paradiso terrestre come questo, una volta finita l'estate, sia destinato a diventare un campo di battaglia? Lo stesso si saranno chiesti i turisti che la scorsa estate, in spiaggia, nelle acque limitrofe, si sono trovati davanti resti di bombe provenienti dalla base di Teulada. La base è suddivisa in 4 zone: Alfa, Bravo,
Charlie e Delta. Delta è l'area destinata ai tiri ed è qui che i confini a mare sono impressionanti. La zona interdetta alla navigazione prende più di 1000 km². I pescatori della zona devono aggirarla per andare a pesca. Rolando Madeddu è uno di questi e mi mostra la zona vietata alla navigazione in tempo di esercitazioni. Tanto è vero che qualcuno va a dire ma si pescano bombe, ma in questa zona qui io non ho mai pescato. Certo, se vai sotto Capo Teulada ci sono i bossoli o proiettili inesplosi. Questa qua è la zona di confine della zona militare, cioè da qui in poi non si può più andare. Naturalmente adesso si può andare perché non sono ancora iniziate le esercitazioni. Questi pescatori, però, convivono con la presenza militare grazie agli indennizzi dello Stato per i giorni di mancata pesca. Rolando Madeddu ha costituito una cooperativa di pescatori e da 30 che erano sono diventati 300. Tu cosa vorresti ottenere, diciamo, da questa? Tutto. Dalla punta delle dita alla testa delle servitù militari. E a te lo dico sempre, che tu sia muratore, che tu sia falegname, compratevi la barca e fatevi pescatori, prendete questi contributi, li danno per non andare a pescare. Non è una forma di sfruttamento della situazione in questo modo? Non devi sfruttare, ci devi ballare sopra a un certo punto, cosa li lasci perdere questi soldi? Tanto se non te li prendi tu, li prendono in altri posti. E di quanto si tratta di questo contributo? Intorno ai 15.000 euro. Quando loro sparano, ad esempio fanno le esercitazioni navali che sparano 24 ore per 10 giorni, ci si va da questa parte. Ma non ci sono conseguenze proprio sulla pesca, cioè su quello che peschi? Cioè sparando così non succede niente all'acqua? No. Se in mare è difficile percepire la presenza militare, nell'entroterra le linee di demarcazione sono molto più evidenti. E chi ci abita lo sa bene. Incontro Andrea Cinus, un pastore di Teulada, che tiene il bestiame proprio a ridosso della base. Io sono nato a 1 chilometro dietro quelle grandi piante, sì. Quindi quella zona lì era tutta abitata prima? Sì, era tutta abitata, fino a partire da lì, fino alle dune, giù, era tutta abitata, cioè c'era tanta famiglia e tutto. Tu vai a pascolare dentro? Sì, abbiamo la convenzione dove paghiamo 11.000 euro all'anno su 26 aziende. Ah, cioè voi pagate per stare dentro la base? Sì, noi paghiamo il canone allo Stato, il demanio dello Stato paghiamo. Quindi è un paradosso, cioè praticamente era la terra vostra, adesso è diventata... Adesso noi paghiamo. In pratica i pastori devono pagare lo Stato per accedere ai terreni in cui sono nati e far pascolare il loro bestiame in zone che vengono usate per i test militari. Ma secondo te è possibile che il terreno sia ancora utilizzabile o ci potrebbero esserci state delle conseguenze? Fino adesso sinceramente non ci hanno dato nessuna risposta, anche se io ho sollecitato tante volte, perché anche noi vogliamo sapere la verità. E i risultati li hai avuti di quelle... Per adesso la magistratura non si è pronunciata ancora, dico la verità, cioè mi auguro proprio che non lo sia, perché non so spiegare neanche come reagirei con una notizia del genere. In un'altra base però, quella di Quirra, questi timori si sono rivelati fondati. Secondo un'inchiesta della magistratura, il 65% dei pastori che operavano nella zona è risultato colpito da gravi malattie tumorali e c'è chi, pur non avendo a che fare con la base in maniera diretta, dice di averne subito le conseguenze, come Gian Domenico Murgia, la cui famiglia possedeva una lavanderia a Teulada. Mio padre aveva la lavanderia, portavano le camicie, le divise, le mimetiche, questi, soprattutto ufficiali e sottufficiali. Lavorava. Quindi noi le toccavamo queste cose. Sta di fatto che mia sorella sono state operate di tumore. Una aveva ai linfonodi, l'altra all'utero. Ma anche tu hai avuto qualche cosa rispetto a questa... A me da un giorno all'altro mi sono uscite queste cose, 6 anni fa circa. Il giorno prima non avevo niente, il giorno dopo mi guardo allo specchio e mi vedo questa cosa qui. La cosa che mi ha colpito molto di questa storia è che comunque è una cosa molto indiretta, cioè una cosa che non ti aspetti, cioè uno dice lavori dentro la base... E io non è che sono andato lì dentro, nel senso che molti vanno a cercare funghi, a fare queste cose, oppure a portare bestiame a pascolare, poi non lo so se dipende da quello. Nel frattempo, la Procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta contro ignoti per inquinamento dell'area di Teulada. I primi accertamenti sul territorio hanno rilevato tracce di torio 232, metallo potenzialmente radioattivo sprigionato dal lancio dei missili Milan. Per le operazioni di guerra recenti della NATO, la Sardegna è stata fondamentale. Le esercitazioni per gli interventi nell'ex Jugoslavia e in Iraq sono passate da qui. Domenico Leggiero è un ex pilota che proprio in Sardegna ha preso parte ad alcune sessioni di addestramento.
In Sardegna vengono esplosi i 2/3 del munizionamento esploso da tutta la NATO per motivi addestrativi. Quando dovevamo far vedere i muscoli dall'altra parte e noi ci andavamo ad addestrare a Capotelata. Quando stavamo per partire per l'Iraq abbiamo fatto addestramento in Sardegna. Quello che preoccupa però non è solo quanto viene sparato, ma anche cosa, visto che i controlli non sembrano essere stati proprio fiscali. Chi può e cosa si può fare in un poligono? Tutto. Chiunque può noleggiare un poligono, andare a fare quello che deve fare, la sua unica impegnativa e garanzia è quella di sottoscrivere la procedura di bonifica. Non c'è controllo, perché la sperimentazione sui sistemi d'arma che devono avere delle garanzie di riservatezza io me la faccio da solo. Ah, autocertificato? Certo. 90 giorni prima dell'inizio attività far pervenire il programma delle operazioni da svolgere, cioè qualcuno poteva inserire qui, far pervenire documentazione di ciò che si andrà a sparare, cosa si sparerà, tipologia di armi, armi a salve, carica cava, uranio impoverito, bombe nucleari o petardi di Capodanno. Non viene assolutamente richiesto. Uno degli eserciti ad aver utilizzato maggiormente i poligoni sardi è quello tedesco. In settembre scorso, durante un'esercitazione a Capofrasca, uno dei razzi sparati ha causato un incendio su 30 ettari di terreno. La notizia ha superato i confini nazionali, arrivando al Parlamento tedesco, dove una parlamentare ha chiesto chiarimenti sulla natura potenzialmente tossica delle armi sparate dall'esercito. Herr Präsident, meine Damen und Herren, letzte Woche traf sich die NATO in Wales zu ihrem Kriegsrat. Inoltre, si chiede conto delle malattie causate alla popolazione sarda. Quali sono i poteri che dobbiamo considerare se davvero vogliamo arrivare a chiudere questi poligoni? Quello politico è decisamente il meno importante. La politica non gestisce i militari sulle cose importanti. La politica dei militari a livello interno viene gestita dalle industrie degli armamenti e i militari stessi. Gli interessi sono troppo forti tra l'industria bellica, i poligoni e i militari. Quello è uno tra i più grossi business della difesa. Non sarebbe quindi la politica a decidere, ma l'industria bellica, che oggi si chiama della difesa, che sfrutta territori come la Sardegna per i propri interessi. Per fare ciò, lo Stato mette a disposizione le sue strutture, con un tornaconto tutto sommato modesto, ma a quanto pare più che sufficiente per continuare a ignorare le conseguenze.